Buonasera, vi presento Sandra Origone, accademica, che ha insegnato storia bizantina e storia medievale presso l'Università degli Studi di Genova. Ha svolto studi molto ampi, ma soprattutto di storia mediterranea e studi relativamente alla colonizzazione medievale. In particolare, per esempio, sulla percezione nelle fonti medievali, sulla percezione del confronto fra il mondo latino e quello bizantino. Più di recente si è occupata anche del confronto fra le repubbliche marinare e del rapporto fra le città italiane e l'Islam. A lei la parola. Grazie. E prendo il discorso un po' alla lontana per la mia convinzione che non si possa fare un discorso dell'Europa medievale trascurando Bisanzio, dal momento che Bisanzio e l'Occidente hanno una matrice romana e direi più puntualmente costantiniana comune, e dal momento che tra queste due polarità del mondo medievale c'è stata una tensione continua che si è manifestata attraverso contatti, contrasti e anche attraverso esperienze comuni, come sono quelle appunto delle relazioni matrimoniali. Al centro delle relazioni matrimoniali ovviamente c'è la donna e da quando io ho cominciato a occuparmi di questo argomento una trentina di anni fa, gli studi su questo argomento sono aumentati e hanno anche toccato la storia di genere, storia della donna nel suo complesso e anche, diciamo, storia di genere che va a ricercare quelli che sono condizionamenti che marcano la differenza tra i generi. E questo discorso, che vale ovviamente per la donna comune, vale anche per le aristocratiche e vale anche per l'imperatrice. E il punto di partenza del mio discorso è proprio basato sul digesto, perché diciamo l'ideologia bizantina ha tratto molte delle sue visioni dal mondo della tradizione classica e dalla tradizione cristiana, e ne ha recepito appunto una visione ben differenziata del rapporto di potere fra l'uomo e la donna. Cioè l'uomo è il capo, l'uomo ha il potere, la donna esegue quello che impone grazie all'uomo. E parto appunto dal digesto. Il sovrano è sciolto dalle leggi, all'Augusta, che invece non lo è, il sovrano trasmette le sue prerogative. Ecco che vediamo proprio come, diciamo, l'imperatrice, la sovrana, l'Augusta, si trovi in una posizione di subordine rispetto all'imperatore. E aggiunge nel secolo XII Teodoro Balsamone, che è un canonista, aggiunge una considerazione proprio sulla diversità delle competenze ai vertici del potere. E vi leggo il passo. Giacché il discorso degli imperatori si dispiega all'illuminazione e al sostegno dell'anima e del corpo, la magnificenza dei patriarchi invece si limita al solo vantaggio dell'anima. Infatti questi si curano poco del benessere fisico, allo stesso modo che la sollecitudine e la cura dell'imperatrice verso i sudditi si riversa al solo benessere fisico. Le donne infatti sono prive del potere di dare soccorso spirituale. Ed ecco qui che abbiamo delineate le competenze e anche abbiamo delineato diciamo, una graduatoria. L'imperatore è, diciamo, al centro, e poi in subordine c'è il patriarca e
l'imperatrice. Ecco. E però l'armonia fra queste, diciamo, figure naturalmente consente l'armonia dell'impero. E le imperatrici hanno delle virtù da manifestare nel loro comportamento, cioè devono dimostrare amore coniugale, e questo si evince dalla nascita dei figli, devono dimostrare carità, umiltà, saggezza, devozione e rispetto. Queste sono le caratteristiche che ci vengono tramandate da Teofilatto di Acrida nel secolo XI. Ecco, però diciamo che non tutte le imperatrici rispondono a queste caratteristiche chiaramente. Alcune sì. Abbiamo presente il ritratto che Anna Comnena fa della propria madre, Irene Ducas, che è appunto una donna che assomiglia a una statua in movimento, è talmente, diciamo, composta nelle sue manifestazioni che sembra proprio una statua. E è una donna che si comporta, diciamo, benevolmente con gli umili e sa allontanare coloro che dimostrano un atteggiamento poco consono. Però appunto possiamo anche parlare dell'iconografia, nel senso, poi vedremo ma più avanti delle immagini delle imperatrici. Le imperatrici vengono rappresentate nei loro abiti cerimoniali proprio come delle icone. Quindi diciamo che appunto la donna ideale, il comportamento ideale dell'imperatrice è un comportamento composto e distaccato. Nella realtà dei fatti però ciò non sempre avviene e non so se avete presente le descrizioni della corte bizantina nel secolo XI, le descrizioni che ci ha fatto Michele Psello. Queste descrizioni di due sorelle che reggono l'impero addirittura per certi periodi come autocrate, quindi autocrati. Queste due imperatrici sono Zoe e Teodora, famosissime, le quali appunto hanno un comportamento che ha reso il consistorio un gineceo e hanno un comportamento che diciamo iraccondo, poi addirittura sotto il loro impero avvengono, diciamo, la stessa Zoe è comunque consapevole che stanno uccidendo suo marito Romano III, hanno amanti e insomma sono donne particolarmente spregiudicate. E poi anche nel quotidiano non piacciono ai bizantini, perché? Cioè in realtà poi il popolo è con loro, però non piacciono agli intellettuali. Perché? Perché queste donne, diciamo, una conta denari, tutto il tempo è molto avara, l'altra invece è dispendiosa e tutto il tempo fabbrica profumi, cioè invece di stare, diciamo, a filare come deve fare una donna bizantina, si comportano in questo modo. Però diciamo che il momento fondamentale in cui la donna esce da quelli che sono i dettami del suo comportamento sono quando appunto si trova nelle dinamiche della successione imperiale a reggere l'impero appunto come reggente per un figlio minore. E qui vediamo che succedono delle cose terribili. Allora, il primo caso che ricordo è un caso dell'inizio del VII secolo. Si parla appunto di Martina. Martina è la moglie di la seconda moglie dell'imperatore Eraclio. Martina è la madre di Eracleona, è moglie e nipote dell'imperatore Eraclio e riesce anche a fare in maniera che il marito nomini correggente il proprio figlio accanto al figlio di primo letto che aveva già l'imperatore, che è Costantino. A questo punto, diciamo, questa donna approfitta di questa situazione, specialmente quando muore il marito, per assumere un potere enorme, un potere come madre degli imperatori estremo. Ancor di più lo fa quando muore Costantino e a questo punto
vediamo che il Senato la blocca, ecco, perché a Costantinopoli c'è sempre, più o meno, è un po' è autorevole, compare, un po' scompare, comunque c'è sempre un Senato che blocca questa imperatrice e poi verrà mutilata della lingua. Una vicenda più, sì, perché questa è la prassi, insomma, una vicenda un po' più complessa e importante è quella della imperatrice Irene. L'imperatrice Irene è la moglie dell'imperatore Leone IV ed è la madre di Costantino VI, imperatori della dinastia isaurica, imperatori iconoclasti. Ecco, quindi diciamo questa è la collocazione dell'imperatrice, che però è un'imperatrice direi molto capace, anche se compie dei delitti efferati come uccidere, cioè non uccidere, scusate, allontana dal palazzo i fratelli del marito per diciamo evitare, per consentire al figlio di prendere, a Costantino VI minore, di cui lei è reggente, di prendere il potere. E poi però diciamo nel corso del tempo accecherà lei stessa il proprio figlio, cioè lei stessa farà accecare lei stessa il proprio figlio. Quindi diciamo un comportamento veramente atroce che però comunque diciamo non intacca questa imperatrice, come una grande imperatrice sostanzialmente, nel senso che è lei che prende i contatti con la corte franca per appianare i problemi del nascente impero carolingio. È lei che comunque ha avviato, diciamo, ha voluto il concilio di Nicea del 787, nel corso del quale appunto viene abbandonata l'iconoclastia. E anche qui diciamo tra gli storici si è molto discusso se lei l'abbia fatto proprio per le sue convinzioni, diciamo, iconodule, o se invece comunque abbia avuto un certo peso proprio la sua necessità di conciliare, di rapacificare l'impero. Quindi diciamo che è un'imperatrice molto, molto complessa, però ecco, oggi qui noi dobbiamo parlarne soprattutto per il fatto che è un'imperatrice che ha un ruolo fra le donne della dinastia. E ha un ruolo fra le donne della dinastia perché? Perché diciamo che è colei che sceglie la moglie del figlio, che è Maria Damnia, e diciamo che sceglie una donna che proviene dai ranghi provinciali, è una donna molto, diciamo, molto tranquilla, molto, molto riservata. E questo è un primo fatto. Poi vediamo però che lei si accosta anche ad altre, diciamo, possiamo accostarla ad altre figure femminili, perché diciamo è la nonna di una imperatrice Eufrosina. Eufrosina era la figlia di Maria Damnia. Maria Damnia era stata allontanata dal marito Costantino VI, era stata allontanata dal trono, poi però viene richiamata proprio da Irene, viene richiamata da Irene con le sue figlie, dopo essere stata a lungo reclusa in un monastero. Ecco che queste donne comunque che sono state recluse in monastero sono convinte, forti e determinate nel riprendere il loro posto a palazzo. Ed Eufrosina in particolare è importante perché Eufrosina è colei che sposerà, ecco, nonostante appunto sia stata monacata molto probabilmente, però sposerà l'imperatore Michele II, il quale è un comandante militare piuttosto anziano che ha già un figlio, e però lei ha la consapevolezza di essere l'ultima isaurica e trasmette quindi al figlio
al marito, scusate, il proprio potere. E la stessa cosa avviene nei confronti del figliastro, che è l'imperatore Teofilo. Quindi abbiamo, diciamo, proprio un ruolo di questa imperatrice nel legittimare la dinastia moriana, che è la dinastia appunto di Michele II e Teofilo, e sceglie la moglie Teodora per Michele II, per Michele III, che è il figlio di Teofilo, e in questo modo, diciamo, sarà proprio Teodora che porrà fine all'iconoclastia. Cioè è un discorso abbastanza complesso per dire che cosa? Per dire che queste donne sono donne che hanno molto il senso del potere e sono tutte donne che sono state scelte nel medesimo modo. Cioè sono state scelte in quanto provenivano dalla periferia dell'impero, sono state scelte perché appartenevano a famiglie dove non c'erano grossi, diciamo, maschi prepotenti che potessero contendere poi una volta il potere all'imperatore. Sono donne appunto che comunque hanno un forte senso della dignità del potere che andranno e che ricopriranno. E infatti appunto hanno forte questo senso del potere e della dignità del potere, e si potrebbe pensare che è un atteggiamento da parvenu questo, cioè di donne che provengono appunto dalla periferia, sì, provengono da famiglie di un certo rilievo, ma dalla periferia dell'impero, e che accedono a quello che non avrebbero mai sperato, cioè al palazzo imperiale. Ecco, però ecco, questa situazione ci fa venire in mente un'altra cosa, ci fa venire in mente la famosissima Teodora. Ci fa venire in mente la famosissima Teodora, la quale, diciamo, proviene appunto dai ranghi più bassi della società, e però appunto ha un forte senso della dignità imperiale. Ecco, e questo noi lo possiamo vedere in quel famoso episodio, non so se lo ricordate, appunto quell'episodio in cui l'imperatore Giustiniano, che è suo marito, vuole fuggire, ha di fronte a sé una rivolta, e lei gli dice appunto: se tu vuoi fuggi, ci sono le navi, eccetera, eccetera, però sappi che poi se lasci il potere lo rimpiangerai. Quanto a me, io non lascio il potere, perché a me piace l'antico detto: un bel sudario è la porpora. E quindi se devo morire, muoio con il mio abito di porpora. Ecco, e questa, diciamo, è una frase molto importante, sulla quale appunto uno storico francese che è del primo Novecento, Chardil, ha costruito proprio la rivalutazione di questa imperatrice. Questa imperatrice era stata trattata molto male da Victorien Sardou, che aveva, diciamo, rappresentato questa imperatrice sulla scena, interpretata da Sarah Bernhardt, l'aveva, diciamo, comunque rappresentata conformemente agli anni della sua giovinezza, anni appunto un po' ecco, discutibili. Ecco. E invece diciamo Chardil dice: no, guardate che è un'imperatrice che ha molto il senso della dinastia, il senso della dinastia, non aveva figli però, ma insomma ha molto il senso del potere, ecco, ed è una imperatrice che effettivamente, sin tanto che è vissuta, ha garantito una forza, diciamo, all'impero, ha garantito all'impero una fortuna che poi dopo scompare. E questo appunto è quello che ci dice, diciamo, Chardil. Quindi questo è un personaggio, insomma, che sempre nell'interpretazione subisce delle oscillazioni, però appunto Chardil è stato molto, molto deciso. Invece, per esempio, una donna per la quale Chardil non ha simpatia è Irene. Ecco, per Irene non ha
simpatia, dice che è una donna vissuta tra gli intrighi e assetata di potere. Però anche lei ha trovato, ecco, questo ci dà l'idea di come queste donne abbiano aperto, diciamo, un dibattito, dei giudizi sui loro comportamenti, perché un romanziere francese più o meno della stessa epoca, Paul Adam, ha, diciamo, ha evidenziato proprio la grandezza di Irene anche nell'omicidio del figlio, perché diciamo, ha anteposto a quelli che sono i suoi effetti il bene dell'impero, e quindi lui riscatta addirittura Irene. Questo per dire appunto queste donne cosa hanno creato. E diciamo che la donna bizantina è diventata un po' un argomento di attenzione da parte del decadentismo. Il decadentismo si è molto soffermato sia sugli atteggiamenti bizantini. Gli atteggiamenti bizantini corrispondono al modo di sentire decadente, del decadentismo europeo e del decadentismo, diciamo, italiano. E basta pensare appunto a Gabriele D'Annunzio, no? Che si ispira sempre, cioè quando deve parlare nei suoi drammi di donne spregiudicate, di donne lussuriose, di donne diciamo assetate di potere, ecco che nella Gloria, nella Nave, parla sempre, cioè riecheggia o nei nomi o nelle situazioni delle donne bizantine. Ecco, quindi sono, diciamo, donne che non hanno un'ottima fama. E il punto poi fondamentale è il potere, e la porpora è potere. L'abbiamo visto appunto nella frase di Procopio di Cesarea che mette sulla bocca di Teodora. La porpora è potere perché ed è molto vicina alla donna, cioè la porpora è intimamente legata alla donna. Perché? Perché la donna partorisce, ecco, i suoi figli nella sala di Porfido, questa sala, diciamo, di pietra rossastra, che appunto è destinata al parto delle imperatrici in carica, delle Auguste, ed è, diciamo, è il figlio che nasce è detto porfirogenito. È colui che è nato nella porpora. Ora, questa situazione diventa particolarmente, diciamo, significativa quando? Diventa significativa nel momento in cui siamo nel secolo X, la nascita nella porpora viene considerata il fattore legittimante dell'erede imperiale. Cioè l'erede imperiale deve essere nato ed è legittimo in quanto è nato in quella stanza. Ecco, diciamo, su questo argomento si è soffermato moltissimo uno storico francese, Gilbert Dagron, e diciamo che ha un po' spiegato questi meccanismi della nascita nella porpora, perché la nascita della porpora praticamente è una fictio iuris, è un escamotage, no? Per sopperire al diritto di sangue che i bizantini non hanno. Ecco, ed è utilizzato per dare una stabilità all'impero, cioè viene utilizzato per dare una stabilità all'impero. Ma vediamo appunto dalle parole diciamo, di un imperatore del XIV secolo, che è Andronico II, che nella novella 38 ci spiega cosa succede. Insomma, il privilegio del porfirogenito è tale che Dio stesso, sorreggendolo sin dal ventre materno, lo ha posto sul trono, elevato del potere. Ecco che quindi, diciamo, la scelta avviene quando il feto si trova nel ventre materno, e questo è l'eletto da Dio. Ora, è chiaro che siamo di fronte a una teoria, no? Pura e semplice,
che però, guardate, dà una certa stabilità all'impero, perché su circa 500 anni, adesso parlo in soldoni, su circa 500 anni, gli ultimi 500 anni dell'impero, il 70% degli imperatori appartiene a 3 grandi dinastie, che sono le dinastia macedone, che poi è un pochino precedente, poi la dinastia Comnena, la dinastia paleologa. Ecco, sono diciamo, quindi c'è, senza contare che c'è stato un intervallo, diciamo, latino, dell'impero latino. Quindi diciamo che c'è questo sistema, dà una certa stabilità all'impero. Ed è un sistema che in qualche misura, siccome l'ideologia bizantina non conosce strappi, no? Cerca sempre di legare il presente al passato, ecco che diciamo che non vengono, diciamo, tenuti presente anche tutti i precedenti sistemi che si erano avvicindati per la successione imperiale. Per esempio, diciamo, l'elezione ne rimane il ricordo nelle acclamazioni. Le acclamazioni del popolo e dell'esercito conservano questo ricordo dell'elezione, del sistema elettivo. Poi c'è il sistema, per esempio, della correggenza, il sistema, scusate, della collegialità del potere, anche la correggenza, ma in genere appunto il figlio, vabbè, ne parliamo dopo, c'è la collegialità del potere viene mantenuta, la collegialità del potere era il sistema della fase dioclezianea, no? Perché? Perché tutti i porfirogeniti, cioè tutti i figli nati nella porpora, hanno diritto ad accedere all'impero, possono essere chiamati a sedere sul trono. Non solo, ma anche le donne possono trasmettere il potere ai figli, ai mariti eventuali, altri, o anche appunto ai favoriti. Quindi diciamo la nascita nella porpora è un fattore che accomuna tutti i porfirogeniti, ecco, e l'imperatore sceglie il figlio, lo fa correggente, sceglie il figlio che dovrà succedergli. Generalmente è il primogenito, ma non è detto che sia così. Allora, dunque, questo sistema appunto dà una certa stabilità all'impero e dà stabilità all'impero in un momento, no, in cui la parentela diventa molto importante a Bisanzio, cioè inizialmente si cercavano appunto le mogli fuori dell'ambito diciamo, di Costantinopoli, proprio per avere degli elementi nuovi. Invece qui si introduce il sistema della parentela. Il sistema della parentela nasce, diciamo, nell'undicesimo secolo e semplicemente perché si sono formate nei secoli precedenti, dal X, si sono formate delle aristocrazie sul territorio bizantino, si sono formate delle aristocrazie che hanno una grande consapevolezza, sono molto ricche e hanno una grande consapevolezza di se stessa. Tant'è vero che in questo momento nascono i cognomi e abbiamo delle famiglie, gli Sclero, i Maleno, i Duca, che sono famiglie molto importanti. E anche lo stesso, diciamo, gli stessi Comneni, lo stesso Alessio viene fuori al potere da una dinamica di questo tipo. Quindi diciamo che sono importanti, diventano importanti gli accordi familiari, diventano molto importanti. Per cui abbiamo a un certo punto, diciamo, una collegialità che sono i porfirogeniti, quali sono tutti parenti fra di loro e possono essere figli, possono essere nipoti, possono essere diciamo figli, nipoti, il padre, i figli e i nipoti formano tutto un collegio, i fratelli, un collegio di porfirogeniti. E poi c'è il fatto che ormai gli imperatori
cercano, diciamo, le mogli e i mariti per i propri figli nell'aristocrazia. Quindi diciamo che la parentela diventa un elemento strutturale dell'impero. Ed è questo, diciamo, un elemento importante. Nella parentela gioca anche un ruolo notevole il gambros. Il gambros è il parente acquisito maschio, per cui non so, può essere il genero, può essere il cognato, può essere lo zio dell'imperatore. Quindi si crea tutto un legame familiare. Però il gambros, che è appunto questa figura, ecco, può diventare pericoloso, ecco, quando viene scelto anche al di fuori, quando si incominciano a costituire delle relazioni matrimoniali fuori diciamo, con gli stranieri, e qui possono nascere effettivamente dei problemi. Allora, quando incominciano le relazioni matrimoniali tra i due imperi, adesso incominciamo a parlare delle relazioni appunto con gli stranieri, delle relazioni estere. Allora abbiamo i matrimoni diciamo, con l'estero, iniziano in particolare all'inizio come matrimoni tra i due imperi, no? Tra l'impero d'Occidente e l'impero d'Oriente. L'impero d'Occidente e l'impero d'Oriente soprattutto sono relazioni che iniziano ovviamente con Carlo Magno e poi iniziano con Carlo Magno e diciamo appunto con l'età di Carlo Magno. Poi ne abbiamo degli altri, abbiamo i matrimoni di Berta e Romano II, ma molto importante è invece il matrimonio di una bizantina Teofano con Ottone II, che è un'imperatrice molto importante, tant'è che viene dichiarata consors imperi. E però quelle di cui appunto vorrei parlare sono due occidentali, Berta di Sulzbach e Agnese di Francia. Berta di Sulzbach e Agnese di Francia sono due occidentali che arrivano nell'impero nel XII secolo. Ecco, diciamo anche che queste nozze, no, hanno sempre la finalità di portare a una armonia, un contatto tra i due imperi, l'impero d'Occidente e l'impero d'Oriente, e anche, diciamo, appianare comunque certe situazioni che si sono create, per esempio i domini italiani, il problema dei domini italiani. Però appunto creano anche nell'ambito del mondo occidentale delle aspirazioni, e queste aspirazioni si traducono anche nell'interesse della poesia epico-cavalleresca, perché diciamo che uno di questi punti di riferimento, opere letterarie di riferimento, è le Pèlerinage de Charlemagne. Questo pellegrinaggio di Carlo Magno, che vuole andare a visitare i luoghi sacri, porta i suoi paladini appunto a Costantinopoli. Lì a Costantinopoli entrano in contatto diciamo, con l'imperatore, tutto di invenzione, un certo Ugo, e l'imperatore, dopo varie vicende, l'imperatore Ugo si dichiara vassallo dell'imperatore occidentale di Carlo Magno. Quindi è una vicenda, però fa capire che cosa ci si aspettasse, insomma, da queste relazioni. Ecco, dicevo appunto che avrei parlato di queste due imperatrici occidentali. Ecco, queste due imperatrici occidentali noi le conosciamo sia dai cronisti del tempo, sia anche dai retori che compongono dei poemi o degli encomi per loro. E diciamo appunto che sono due donne, le quali vado un pochino più in velocità.
le quali però sono entrambe si immedesimano, si inseriscono molto bene nel sistema bizantino. Ecco, perché tutto sommato, anche se Berta di Susbach non piace molto al marito, non è una donna che si adorni come dovrebbe fare una imperatrice bizantina, una donna piuttosto austera, piuttosto severa, però è sempre molto vicina al marito. Ecco, in questo periodo c'è una crociata, la seconda crociata, e lei aiuta il marito a avere i contatti con Luigi VII, eccetera. Quindi è molto disponibile, fa quello che è il suo dovere, assiste il marito. E anche se appunto è poi un po' così sgradevole e sgradita, tant'è che Emanuele si fa un amante, ma insomma la corte bizantina è un luogo abbastanza corrotto, quasi sempre. E poi appunto invece, vabbè, Anna di Francia è la figlia di Luigi VII, è una fanciulla che intenerisce Eustazio di Tessalonica, che scrive un componimento sul suo arrivo a Costantinopoli. È una fanciulla molto giovane, dovrebbe sposare Alessio II, ma è molto sfortunata e alla fine sposa l'usurpatore, che è Andronico, e vede morire il fidanzato Alessio II e vede morire Andronico, però poi si rifà una vita con Alessio, con Teodoro Branas. Però quello che è interessante è che quando i crociati arrivano a Costantinopoli nel 1204, la vedono, vanno a trovarla e lei non si ricorda più niente, ecco, del greco. No, scusate, del latino, non riesce più a comunicare nella sua lingua originaria. E quindi diciamo che si è completamente bizantinizzata, no? Si è completamente immedesimata in questo mondo. Allora, però c'è ancora un altro ambito che è molto importante per questi contatti tra i due mondi, ed è importante anche per il ruolo appunto delle donne, e questo è l'ambito crociato, cioè ci sono dei matrimoni tra imperatori, cioè scusate, tra figlie o comunque familiari dell'imperatore, donne della dinastia, e i re di Gerusalemme. E qui possiamo ricordare in particolare due donne, cioè una è Teodora, che sposa Baldovino III, e l'altra è Maria, che sposa Amalrico di Gerusalemme. E queste nozze avvengono proprio perché per richiesta dei re di Gerusalemme, che hanno un bisogno enorme di aiuto contro i turchi, e il nostro, però, Emanuele accetta di buon grado. E in questa dinamica di rapporti fra impero e regni di Gerusalemme si inserisce anche un casato feudale, è un casato feudale dell'Italia nord-occidentale, che sono i marchesi di Monferrato. E il marchese di Monferrato manda i propri figli, Guglielmo di Longaspada, che sposa Sibilla, regina di Gerusalemme, e manda il proprio figlio Corrado, fanno anche altre cose, comunque manda Corrado, che sposa invece Isabella, che è sorella di Sibilla, quindi insomma, ed è figlia di Maria Porfirogenita. Quindi c'è tutta una serie di contatti, un intreccio di relazioni. Ma quello che volevo dire è il fatto che queste nozze non sono puramente, nozze dinastiche senza nessun interesse. Ci sono degli interessi ben precisi, che sono interessi di tipo economico.
perché queste donne portavano delle doti immense in numerario, cioè era proprio il numerario, era proprio che mancava ai regni di Gerusalemme, e ricevevano in controdote, ricevevano dei possessi, il porto di Acri e la città di Naples, le due donne di cui abbiamo parlato. Quindi ricevevano dei territori che certamente, diciamo, interessavano all'imperatore, che estendeva così il suo controllo. Quindi, insomma, ci sono motivazioni molto ben concrete. E poi c'è il fatto appunto del lusso dell'educazione bizantina, che ha un significato. Non è che abbiamo tanti dati a disposizione, però possiamo far riferimento a una testimonianza, alla testimonianza di un cronista, Amboise, che ci dice che che era Berengaria di Navarra, la quale doveva sposare, poi non lo sposa, Riccardo Cuor di Leone, era una donna estremamente, diciamo, raffinata e ben educata. Perché? Perché aveva avuto una insegnante bizantina che era la figlia di Isacco, il re di Cipro, spodestato da Riccardo Cuor di Leone, e appunto questa donna è l'educatrice, diciamo, di Berengaria di Navarra, ed è apprezzata, insomma. L'educazione delle bizantine, insomma, si dice sempre che le bizantine avevano una cultura più alta dei latini. In realtà io non ci credo tanto, ma certamente, diciamo, nel mondo bizantino c'era un'alfabetizzazione forse maggiore, e soprattutto c'era sempre comunque un'attenzione verso la cultura profana. E ecco, questi sono i miei elementi di cultura profana. Qui abbiamo una danzatrice, è del secolo XIII, no? Cioè questa è una ceramica, quindi oggetti d'uso, no? Sono oggetti d'uso. Si può passare anche all'aria. Ah, scusi, me lo faccio a lei, sì, che preferisco. Posso... Ecco, per esempio questa è una ceramica, non si vede bene, c'è un leopardo che sta azzannando un povero coniglio, però sempre elementi naturalistici, no? Ecco, e questa diciamo è del XIII-XIV secolo, e mi pare che venga da Pafos, da un'isola. No, non lo dice, quindi non si sapeva se. Poi abbiamo un altro ancora. Ah, scusi, ne abbiamo un altro ancora che è, se può andare avanti, ecco, questa è anche abbastanza, diciamo così, un po' pornografica, se vogliamo, è un po' spinta come immagine, appunto, viene dalla Grecia e ci fa capire, diciamo, come appunto ci fosse questo mondo profano, fosse comunque presente. Ancora avanti, ecco, questa invece è un po' più composta, è una danzatrice di nuovo, che si trovava appunto, che è un dettaglio di una Pisside di marmo. Quindi diciamo che il mondo bizantino è attento ancora a questo mondo, diciamo, profano, ecco, e anzi a maggior ragione lo è dopo l'11-12 secolo. Cioè spesso noi vediamo l'arte bizantina, il mondo bizantino, tutto rappresentato da oggetti, diciamo, religiosi. In realtà c'è anche questo aspetto da tenere presente, insomma, di una società che comunque attinge al mondo profano, attinge a una cultura profana. Ecco, e quindi questo è un aspetto che un po' differenzia, anche se tutte le donne bizantine venivano istruite sulle sacre scritture e sui salmi, insomma. Però, ecco, quello che a me sembra di poter sottolineare è il fatto che esiste una cultura aristocratica. La cultura aristocratica è una cosa molto importante, cioè prepara le donne di potere.
e questo avviene tanto a Bisanzio quanto in Occidente. Le donne di potere sono donne che sanno amministrare dei beni. Per esempio, quando i crociati andavano alla crociata, lasciavano la moglie e dicevano comunque tu devi stare attenta, amministrare i beni e anche i vassalli, no? E lo stesso avviene per il mondo bizantino, ci sono donne appunto che sono badesse, che fondano monasteri, che amministrano monasteri. Quindi io direi che questo sostanzialmente è l'elemento comune. Ora, tra tutte le donne di cui abbiamo parlato, qualche parola si può dire di Maria Comnena, se ho ancora tempo, se no posso... Ecco, Maria Comnena, diciamo che è una donna, è appunto la moglie di Amalrico di Gerusalemme ed è una donna molto interessante perché è moglie di un re. Quando il re muore, a cui dà figli, Isabella tra l'altro, quando il re muore lei deve appunto risposarsi. Questa era la legge d'oltremare perché bisognava fare figli e si sposa con Baliano di Ibelin e Baliano appunto è un marito attento, però quello che volevo sottolineare è il fatto che lei in qualche misura rimane anche un po' attaccata alla sua religione, se vogliamo. Abbiamo un'indicazione, cioè sappiamo di una reliquia che lei aveva conservato, era una reliquia del braccio di San Filippo, che è diciamo, il protettore del legame, della benedizione. Ecco, lui è il simbolo della benedizione nuziale. Ecco. Non solo, ma suo figlio Filippo di Ibelin, che si trova a Cipro ed è balivo di Cipro, protegge il clero greco dai soprusi di quello latino ortodosso. Ecco, quindi qualche legame tutto sommato rimaneva. Ecco, diciamo vado verso la fine, appunto perché le ultime due donne a cui volevo accennare sono due donne, tutte e due reggenti, quindi torniamo sul tema della reggenza, no? Perché la reggenza appunto è un momento molto critico che può comportare dei seri pericoli per le donne, le rende molto potenti ma è molto pericolosa. È molto pericolosa, per esempio, soprattutto per Maria di Antiochia. Maria di Antiochia era un'imperatrice che era stata accolta, è la moglie di Emanuele Comneno, era stata accolta con grande, come dire, con grande entusiasmo perché era molto bella, aveva tutte le caratteristiche di comportamento che si richiedevano, però appunto questa donna quando si trova a essere reggente dell'impero è un è un vero disastro perché non riesce, diciamo, proprio ad avere un comportamento equilibrato tra le varie spinte che ha, diventa un po' l'amante e comunque, diciamo, viene così sbalestrata da protovestiario Alessio e alla fine finisce diciamo, per coinvolgere se stessa, il figlio e l'impero nella rovina, perché diciamo, dovrà cedere all'usurpatore Andronico I e vediamo che appunto sarà un vero disastro. Lei finirà uccisa, sballottata il suo corpo verrà sballottato su una spiaggia. Quello del figlio verrà infilato in un recipiente di metallo e sballottato nel mare, cioè decapitato e poi il corpo. Quindi diciamo è molto bizantino. E vabbè, ecco, invece Giovanna di Savoia. Giovanna di Savoia, ecco, Giovanna di Savoia è un'imperatrice che anche lei si trova sballottata durante, cioè la sua vita accanto al marito, una vita molto così solerte nei confronti del marito, lo segue nelle imprese militari, gli dà dei figli, gli dà l'agognato erede, però poi quando diciamo rimane vedova è reggente del proprio figlio, è sballottata anche lei diciamo
tra diversi contendenti, tra diversi tentativi di usurpazione probabilmente. Però diciamo è dura e quindi regge l'impero per il figlio dal 1341 al 1347 ed è vero, si arrende al suo rivale Giovanni Cantacuzeno, ma questo è il momento della sua vittoria, perché lei riesce a mantenere il figlio sul trono, cioè il figlio Giovanni V manterrà il trono del padre, quindi non è poco. Ecco. E vado in chiusura. Ecco, fra tutti gli stranieri, ecco, i bizantini hanno sempre privilegiato i franchi, cioè loro li chiamano franchi, sono i latini, proprio sempre per quel principio dell'origine comune in Costantino. Costantino è il padre dei franchi e dei latini, è all'origine dei franchi e dei latini. E quindi hanno mantenuto questo atteggiamento sotto la dinastia Comnene, sotto la dinastia Paleologa. Hanno cercato le mogli e i mariti eventualmente, ma soprattutto le mogli, nei latini. Però diciamo le differenze si erano determinate, si erano create, e ormai tutti le percepivano e ne erano consapevoli. E queste differenze quali erano? Le differenze di costume, di attitudini e soprattutto religiose, perché nel 1051 si consuma lo scisma, no? Nel 54-55 si consuma lo scisma e quindi diciamo ormai le differenze si avvertono, si sentono e anche nei matrimoni misti c'è il problema. Il problema, in genere i greci tra l'altro sono molto duri e vogliono che i coniugi si convertano all'ortodossia. Invece, diciamo, i latini avevano un atteggiamento un po' più morbido, sì, questo è quello che fa Giovanni XXII, che poi tutto sommato si accontenta di una dispensa, cioè di rilasciare una dispensa al matrimonio. Questi matrimoni generalmente poi venivano anche realizzati, diciamo, con la celebrazione del rito, della liturgia, della comunione separatamente, in maniera che così, cioè i matrimoni imperiali vengono celebrati con la liturgia della comunione separata, proprio per evitare problemi nella coppia, insomma, perché siamo nell'ambito delle relazioni diplomatiche, quindi bisogna stare un po' attenti. Ecco, però diciamo che ecco, Giovanni XXII cosa spera? Spera, dice una frase, scrive all'imperatrice Giovanna di Savoia e gli dice vir infidelis salvabitur per mulierem fidelem, cioè la sua speranza è che lei riesca a convertire il marito, cosa che in verità non credo proprio che sia avvenuta, perché imperatrici latine come Agnese di Francia, come Giovanna di Savoia, poi si sono completamente, diciamo, bizantinizzate, sono state completamente assorbite dal mondo bizantino. E concludo veramente. Le storie delle imperatrici che vissero tra le due realtà medievali ci sono pervenute cariche delle incomprensioni che si sono accumulate nel tempo. Per capire il ruolo delle donne fra Oriente e Occidente occorre dissipare il velo dei pregiudizi nei confronti del sesso femminile in generale e dell'atteggiamento spesso conformista degli intellettuali bizantini. Poi il velo della parzialità politica, delle fonti, e questo si vede tantissimo nel caso di Giovanna di Savoia. Quindi il velo dell'incomprensione tra latini e greci. Infine il velo della suggestione, steso dalla letteratura otto-novecentesca e da ultimo persino dal greco Costantino Scavafis, che ha tratto spunto da Bisanzio non solo in chiave estetizzante per la fascinazione di un mondo languido e lussuoso, ma anche in ragione dell'interesse per i personaggi e le figure di imperatrici aristocratiche vissute nel lusso di una corte chiusa ed investite talvolta di un potere superiore alle loro forze, condizionate
come effettivamente erano, dalla necessità di un appoggio virile, giacché le donne non hanno il pieno potere e devono ricorrere al sostegno virile. La ricostruzione storica, mettendo in evidenza la priorità dell'interesse della sopravvivenza dell'impero, ricolloca in una dimensione politica, positiva o negativa, le donne che indossarono la porpora, tanto più che alcune di loro costituirono tramiti concreti tra le realtà contrapposte del mondo medievale, come le greche Teofano, dichiarata consors regni alla corte sassone, e Maria Porfirogenita, custode in oltremare della tradizione religiosa bizantina, come le latine Berta di Sulzbach, Agnese di Francia, Giovanna di Savoia, tutte queste capaci di svolgere il ruolo istituzionale a sostegno del coniuge e della dinastia, che l'educazione ricevuta, la devozione e la legge dell'impero avevano loro assegnato. Grazie. Ringrazio molto Sandro Rigone per questa conferenza piena di spunti e anche ricca, parlo per me, di aspetti sorprendenti o comunque certo non consueti. Devo dire che mi è sembrato in certi momenti di vedere delle scene alla Boris Godunov, nel senso che ci sono queste trame, accecamenti e vabbè, ma d'altro canto non doveva essere né lì né altrove una vita quieta, ecco, quella di vivere a corte e in posizioni subalterne. Ci sono degli interventi? Qualcuno ha domande da fare? Delle curiosità? Nessuno? Eppure ricco di spunti, devo dire la verità. Bisanzio è un po' diversa Beh, sì, è diversa, ma voglio dire, mi è sembrato da quello che hai detto che ci fosse una corte, ma lo sapevamo, molto raffinata, a dire la verità. E questa cosa della formazione culturale e al governo delle donne, come avveniva? Io penso che fosse, diciamo, proprio l'educazione familiare, perché le donne erano sempre sottoposte alla cura di un'altra donna. Faccio un esempio: Giovanna di Savoia, per esempio, viene seguita con molta attenzione da Teodora Cantacuzzena, cioè non era sua madre, non era la madre dell'imperatore, che non c'era neanche più, però era una aristocratica, era la madre del suo rivale, ma fino a un certo punto vanno d'accordo. E allora e lei la segue, e questa era una donna che aveva dei grandi possedimenti, e viene anche in certi momenti, cioè viene affiancata a Giovanna di Savoia quando lei deve reggere temporaneamente l'impero, perché l'imperatore è via, e lei la appoggia, cioè c'è sempre una figura diciamo di donna aristocratica che segue le più giovani. E questo avviene anche, per esempio, in Occidente, no? Ecco, perché in Occidente, per esempio, io ricordo il caso di una badessa, Iveta, che così segue la crescita della propria nipote, che è Melisenda, la regina Melisenda, la regina Melisenda, scusate. E quindi diciamo c'è un ruolo molto forte delle donne, ecco, della famiglia, che appoggiano queste giovani. Io penso che questo sia l'elemento importante. Questo avviene sia se hanno un'attività, diciamo così, normale, sia anche quando appunto diciamo, cioè ottengono questa educazione sia dalle donne di famiglia, ma anche all'interno del monastero. Insomma, c'è perché poi
chi diventava badessa era una donna di potere, insomma, perché amministrava, sì, con l'appoggio di uomini, di amministratori, però era lei che decideva e questo avviene tanto in Occidente quanto in Oriente. Cioè io credo che proprio questa educazione aristocratica che si sviluppa nel secolo XI sia l'elemento proprio chiave per capire che questi due mondi hanno qualcosa in contatto, qualcosa che li avvicina e sulla base del quale si possono poi capire certi inserimenti delle donne nell'ambito delle società, sì, dell'una e dell'altra. Mi fa sorridere il fatto che forse qualcuno ha scoperto, fra virgolette, vedendo The Crown o tutta la Netflix, tutta la storia della corona inglese, invece non hanno scoperto niente, non c'è niente di nuovo, nel senso che c'è questa forma, ma d'altronde abbiamo visto anche in Piemonte ci sono state delle reggenti che venivano dalla Francia, non erano autoctone, ma avevano per esempio avuto, come Irene, questo mi ha molto colpito, il concetto ben preciso che era loro compito mantenere e organizzare la dinastia, quindi fanno come dire, sposano in toto il loro ruolo anche governativo e politico. Un'altra domanda, visto che io ne avevo tante da fare, allora vado avanti io. Interessante, ma non nuovo nemmeno questo uso della dote, il ruolo della dote e il fatto che fossero molto abbienti e che unissero, perché come mai portavano tanto numerario, cioè contante, monete? Ma perché, come mai potevano avere tutta questa disponibilità monetaria? I bizantini avevano disponibilità monetaria perché intanto avevano un fisco, che funzionava e lo facevano funzionare bene. E poi tant'è che quando dalla campagna, dal circondario arrivavano e portavano monetine, per pagare le tasse c'era il cambiatore intorno al palazzo che cambiava in monete d'oro, cioè le tasse si dovevano pagare in monete d'oro, quindi questo ci dà già l'idea. Era un fisco che funzionava, avevano anche sino al XII secolo sono padroni del proprio commercio i bizantini, gli occidentali, i latini hanno eroso il commercio bizantino soltanto a partire dal XIII secolo, quindi loro avevano tutte le entrate doganali, cioè era un impero ben costruito e aveva del numerario notevole. I regni di Gerusalemme, i regni appunto, cioè scusa, gli stati diciamo crociati, il regno di Gerusalemme con gli altri stati, non avevano tanto numerario perché già appunto i commerci erano in mano ai latini, ecco, quindi ecco, e avevano delle spese enormi, spese di guerra, insomma. Sì, e quindi È venuto fuori nel corso del tempo l'aggettivo si dice sono dei bizantinismi, quando si vuol dire che una situazione viene affrontata con un eccesso di diciamo spaccano il capello, esattamente, chiamiamolo di sottigliezze o di inutili approfondimenti, oppure come qualche cosa di decadente, quindi non è sempre stato decadente questo impero. No, l'impero non è stato sempre decadente, è stato letto come decadente diciamo nell'Ottocento, ecco, è l'Ottocento che è la chiave di volta per cui appunto anche proprio tutto il decadentismo si ispira, ecco, a questi languori, a questi aspetti un po' così del lusso, eccetera. Però in realtà insomma, la decadenza bizantina che è stata, i poeti ne hanno parlato tanto, no? Ecco, però appunto questa decadenza in realtà è la decadenza degli ultimi 2 secoli e
a parer mio, ma qui insomma io sono di parte, quindi non faccio testo, a parer mio però ancora nel 300 si sarebbe potuto insomma fare qualcosa per salvare questo impero, e questo impero aveva ancora la sua forza. Chi l'ha rovinato in realtà sono stati i latini, cioè i genovesi e i veneziani, che l'hanno diciamo proprio svuotato delle proprie capacità economiche. Però appunto è nata questa idea della decadenza bizantina perché è stato letto appunto come un luogo di atteggiamenti lussuriosi, dispersivi, e quindi è nata questa idea, ma appunto è nata soprattutto nell'Ottocento, perché ancora nel Settecento viene visto negativamente, perché però insomma c'è anche una visione positiva della situazione bizantina per la localizzazione di Bisanzio, che è adatta appunto ai commerci. C'è anche una visione positiva della Chiesa bizantina contro la Chiesa latina, insomma contro la Chiesa romana. Quindi c'è questa così nel Settecento, e poi anche proprio gli stessi illuministi sono abbastanza, poi se si va ben vedere, sono abbastanza ambigui nel loro giudizio, ecco, che poi vabbè Gibbon ha fatto quello che ha fatto e l'ha descritto come un impero, come la decadenza dell'impero romano, però diciamo che appunto è un impero che ha avuto la sua storia come qualunque altro stato, anzi è l'unico stato del Medioevo, se vogliamo, per fino a un certo momento, poi dopo non più. C'è un ricordo lontanissimo con dei riferimenti anche per quanto riguarda il Granducato di Mosca. Sì, è vero? Sì, perché sì. C'è una moglie bizantina. Sì, ci sono all'inizio questi collegamenti. Sì, ci sono tanti contatti. Chiacchiererei sia per con la delle Russia ore, kieviana, sia con quella moscovita. Bene, allora io ringrazio molto la Sandra Origone, grazie infinite, e vi dico anche che il prossimo incontro è lunedì 30 ottobre, sempre alle ore 17, in cui ci sarà all'interno del seminario permanente sulla transizione ecologica ed energetica la conferenza di Andrea Bombardi del RINA, il cui titolo, la conferenza si intitola La cattura della CO2 come misura di transizione. Grazie, grazie ancora.